Governatore Fedriga, oggi è lanciata l'edizione 0 di questo Recruiting Day. Sì, è un esperimento a cui crediamo molto perché già i numeri prima di iniziare lo stesso evento sono positivi. Partiamo già da quasi 100 offerte di lavoro che devono essere matchate con i lavoratori, ma non soltanto matchate, nel mezzo c'è la regione che mette la formazione. Quindi stiamo cercando di fare sistema tra istituzioni pubbliche, e penso alla regione e al Comune di Monfalcone, tra soggetti privati e penso a Confindustria Venezia Giulia, per cercare di dare risposta alle esigenze occupazionali, ma anche, devo dire, aiutare la crescita economica della nostra regione. Rispetto a questo sono convinto che potranno partire anche altri progetti in tutto il Friuli Venezia Giulia che possano seguire questo esempio e che possano dare risposte alle esigenze occupazionali dei nostri cittadini. Devo dire che soltanto 90-100 persone al punto di partenza vuol dire un'impresa di una certa dimensione nuova che si insedia in Friuli Venezia Giulia, e questo è stato possibile soltanto mettendo insieme le diverse competenze che i vari soggetti seduti a questo tavolo hanno. Ci auguriamo che possa, ripeto, espandersi ed avere dei numeri consistenti in tutto il territorio regionale. Si può partire anche dalla scuola su questo progetto. Sicuramente anche l'alternanza scuola-lavoro è uno di quei passaggi che possono risultare fondamentali, ma io credo che la cosa fondamentale è ascoltare il mondo produttivo, è quello che abbiamo cercato di fare. Troppe volte il pubblico si è messo a parlare a se stesso, a trovare iniziative autonome semplicemente come, diciamo, come autosoddisfazione. In realtà il nostro obiettivo è dare risposte a chi lavoro lo cerca, alle imprese che cercano anche professionalità.